locale nuovo per me, sono qua da una ventina di giorni, sono qua con Sonia e il suo staff. Bel staff, un bel locale, una bella cucina, effettivamente bella Cucine spaziosa. così strette, no? Qui almeno. No, beh, sì, è una bella cucina. Stasera è una serata abbinata a Vignalta, quindi una grandissima cantina qua di Colli. Io voglio presentare un po' di pesce crudo, è un gambero di Mazara del Vallo, servito con un gel di limone. Gambero rosso. Gambero rosso sicuramente, gel di limone, stracciatella, c'è del pistacchio e poi ecco con quello che rimane del gambero, quindi non lo serviamo con la testa come in un classico, ma facciamo una riduzione, quindi rafforziamo il gusto un po'. Poi passiamo con un po' di cotto, faccio uno spezzatino con delle capelunghe, sedano rapa e della scorza nera. Poi andiamo con un piatto che vorremmo diventasse un po' il punto forte, sono delle cozze al gorgonzola. Cozze al gorgonzola. Sì, strano, semplice, però effettivamente tante persone dicono il pesce non ama il formaggio, io invece dico di venirla a provare perché effettivamente è un gusto che ci sta. Qui veramente lo narreremo dopo in degustazione, bello, bella idea. Poi proseguiamo con un assaggio di due primi piatti, quindi un pacchero del polipo, un pesto di fave, poi abbiamo un risottino alla busera, quindi una busera classica, e poi andiamo con il piatto forte che è un baccalà di fresca salatura, una crema messa sulla base del piatto e poi visto che Zanovello insomma ci porta dei buoni vini abbiamo pensato di fare un'aria con la lecitina con un vino forte suo, quindi insomma sarà delicato e comunque ritornerà il gusto con quello che bevono i clienti.